Ben trovati da San Patrignano, gentili telespettatori di Rai Sport Satellite, insieme per l'ultima giornata del concorso ippico internazionale, il Challenge Vincenzo Muccioli. Siamo con il premio numero 7, premio dedicato a giovani cavalli, tutti tra i 6 e i 7 anni di età. Si tratta di un premio nel quale abbiamo due round, quindi avremo la prima parte, i percorsi netti, eventualmente andranno al barrage. Parte questo premio numero 7 tra pochissimo con l'olandese Erik van der Vleuten. Tra l'altro stamane c'è stata anche l'asta nel maneggio coperto, e così una piccola curiosità, perché ad aggiudicarsi il top prize, il cavallo da 50.000 euro, è stato un ex calciatore, insomma, da tutti conosciuto, ovvero Salvatore Bagni. 50.000 euro quindi per questo puledro di San Patrignano. Eccolo qui Erik van der Vleuten nella sua prova. Diciamo subito che per quanto riguarda questo tracciato, questo percorso, i due direttori di campo, Rolf Ludi, Heiner Fischer, hanno scelto una lunghezza di 430 metri, un tempo massimo di 74 secondi, un tempo limite di 148 secondi. In tutto sono 11 ostacoli, 3 sforzi, quindi una doppia gabbia, e 2 sforzi, quindi una gabbia proprio in chiusura. Qui siamo con Van der Vleuten, che praticamente è quasi al termine della sua prova. Già per lui c'è un errore, 4 penalità quindi, e di conseguenza non potrà andare al barrage. Chiude con la gabbia Van der Vleuten con 70 e 69, e come detto penalità sono 4. È chiaro che se non ci fossero percorsi netti accadrebbe che si vanno a recuperare poi quelli che hanno 4 penalità, eventualmente quelli che hanno 8, quindi si va a scalare, diciamo così. Tanto qui ci presenta Roberto Cambuti alla regia, che vi saluta assieme a tutti i componenti della squadra tecnica che vi regalano questo concorso ippico, questa 3 giorni. Ci ha fatto vedere proprio l'errore dell'olandese. Joy Gatlin con Twindoline, lei ieri con Twindoline è andata così e così nel percorso di caccia, bene con 3 Sbirz. Invece per quanto riguarda 2 giorni fa, anche lei è un concorso per giovani cavalli, a cavalli tutti molto veloci, molto forti. Joy Gatlin peraltro hanno insomma una capacità di montare molto aggressiva. Gli statunitensi, proprio il loro modo di essere. Ieri era attesa, se vogliamo, in maniera importante a quello che era il percorso di caccia. Il percorso di caccia è contro il tempo, lo ricordiamo, è stata fin troppo aggressiva, diversi errori ne hanno poi di fatto compromesso la gara. Qui errore nell'elemento di mezzo, nel largo della doppia gabbia, e quindi anche lei 4 di penalità per Joy Gatlin. Ripetiamo, qui con Twindoline quest'anno per loro soltanto la vittoria, soltanto si fa per dire, proprio nel primo giorno di gara a San Patrignano, con per giovani cavalli 7 anni a tempo era quella gara, quindi si è ripresentata oggi per cercare il bis con il suo cavallo. Sono 8.000 gli euro di montepremi. Finisce con la gabbia, peccato perché è una bella gara, la sua 66,30, meglio di Van der Vleuten. 4 penalità, quindi un errore. François Mati Junior, quando rivediamo proprio qui l'errore dell'elemento interno nel largo della doppia gabbia, ce lo ripropone la regia. Tra poco tocca invece al belga François Mati Junior, nato il 10 giugno del 1970. Qui si presenta nel binomio con una du Château, maschio baio del 2000 francese, nel quale quest'anno hanno avuto il miglior risultato, un quinto posto nella mista, quindi a barrage praticamente a Saint-Tropez, nel concorso ippico internazionale di Saint-Tropez. In quinto tempo anche, quinto posto anche sempre a Saint-Tropez, però in quel caso nella categoria giovani cavalli 6-7 anni di età, quindi praticamente molto simile alla gara di oggi. Piega a mano destra adesso per andare ad affrontare il quarto ostacolo, che è un verticale, e allora la doppia gabbia. Qui finora si è visto l'errore sempre di Joy Gatlin in apertura prima e di Van der Vleuten in apertura. Tutti i cavalli di questa categoria sono del 2000, quindi ripetiamo hanno tutti quanti 7 anni di età. L'errore è arrivato dopo la doppia gabbia per lui nel largo confosso, quindi intanto 4 penalità anche per François Mati Junior.
bene ancora nel largo, adesso praticamente deve tornare indietro per affrontare il 10° ostacolo, che è un verticale con barriere, chiusura con la gabbia, dove abbiamo un largo come primo elemento e un verticale come secondo elemento. La chiusura del tempo è così così, 73-29, peggio finora degli altri due binomi, ovvero di Gerlin Twindolan e di Van der Vleuten e Ticket per François Maty Junior. Ora tocca al cavaliere olandese Wim Schröder assieme a Eurocommerce Tampa, uno stallone Baio del 2000 Holsteiner, figlio di Contender. Alle spalle anche un'Olimpiade Schröder quando fu quarto ad Atene come squadra, 23esimo a livello individuale. Quest'anno assieme a questo cavallo, questo binomio insomma con Tampa, hanno un secondo posto anche lì per i giovani cavalli. La gara a fasi consecutive al concorso ippico di Zelem e anche un terzo posto per Zelem nella mista, però, quindi con barrage. Ma anche per lui un errore, 4 penalità. Si tende ancora il percorso netto per questa gara, largo su fosso. Piega a mano sinistra, verticale. Oggi peraltro c'è un vento abbastanza insistente qui a San Patrignano. Caldo che comunque non abbandona l'Italia, siamo sui 38 gradi addirittura, questo segnalava insomma il termometro, c'è chi dice addirittura oltre i 40. I cavalli dovranno poi affrontare, lo ricordiamo, non tutti insomma, perché i cavalieri cambiano, cioè il binomio cambia, il cavaliere ha più di un cavallo per partecipare alle gare. Qui intanto 75-35 penalità, una per aver superato praticamente il tempo massimo, ricordiamo 4 erano per chiaramente l'errore, per aver toccato l'ostacolo, e poi siccome sono andati oltre i 74, hanno totalizzato oltre 75 secondi, c'è una penalità in più e quindi 5 in totale per questo binomio. Marcus Beerbaum, per Beerbaum qui in coppia con Cartel, un maschio grigio. Campione del mondo a Roma nel 98 come squadra, il tedesco. Montava Lady Feingard. Due volte secondo, ieri e l'altro ieri, con questo cavallo, peraltro qui a San Patrignano, il cavaliere tedesco. Doppia gabbia. Sembra più aggressivo rispetto agli altri, rischia qualcosina forse sull'ultimo elemento, però bene Beerbaum. Anche sul largo su fosso, molto concentrato. Bene sul verticale. Loxer, passato con decisione anche il largo,